si è voluto dar conoscenza a tutti i commissari e comunque comunicare anche esternamente poi quello che è la situazione, quello che è il dato veneto sul sistema vaccinale, che seppur è facoltativo ha un dato molto importante, ha comunque un indice di copertura elevato, se poi portato a confronto con quello che sono regioni confinanti dove l'obbligo vaccinale c'è. E certo, abbiamo rilevato questo e abbiamo anche detto che dobbiamo dare una comunicazione sempre più forte, sempre in linea con i tempi, quindi usare anche i sistemi di informazione moderni, per dire che il vaccino è una cosa importante per la salute non solo di pochi, non solo di una parte, ma per la salute di tutti. Ci sono dei dati allarmanti, abbiamo visto nelle scorse settimane come ci sia stata l'insorgenza di malattie che erano praticamente scomparse nel nostro territorio. Per questo ho chiesto che si riunisse la Commissione Sanità con urgenza per valutare i dati che derivano proprio dal nostro sistema sanitario regionale. Si evince che per fortuna c'è un recupero per quanto riguarda le coperture, ma che non può essere sufficiente per stare tranquilli. Per questo dobbiamo portare avanti delle pratiche, come sicuramente riuscire ad arrivare a dare risposte ai genitori che vogliono avere informazioni prima di vaccinare i propri figli. E questo deve essere il primo compito della Regione, quello di convincere e non di obbligare. Poi logicamente in base anche a quello che sarà l'andamento nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e le evidenze che ci porteranno i tecnici, vaglieremo tutte le strade possibili per dare una sicurezza al nostro territorio per quanto riguarda i vaccini e per quanto riguarda delle malattie che, ricordo, erano scomparse e stanno ricomparendo proprio per questa mancanza di vaccini. L'informazione prima di tutto, il lato più importante in assoluto è quello di informare i cittadini su quali sono i rischi che si corrono sia nelle vaccinazioni ma soprattutto nel non vaccinare. Quindi dobbiamo dare ai cittadini la capacità di saper cogliere quali sono i rischi di queste malattie e tutto ciò che ne ruota attorno.